Non Sa trovo che il oggi pad. Porca madonna. esploderemo un sacco di volte, non so perché ho questo sentore. Vediamo. Signori, benvenuti in un nuovo video. Come state? Come state? Ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, lasciate il like, ragazzuoli. Ci vediamo nella prossima live domani alle 21:30. Ciao, bene mie. No, sto scherzando. Signori, come state? Come state? Perdonatemi il ritardo, sto ancora avviando il gioco. Un attimo, è un bordello qua. Download progetti armi in corso, qui ce l'hai a contare. Marcuzzo, Pilo Russo, Susboss, Luca, Federica, Leo Scala, Tommaso Scattofelino, attenzione, guarda io con quanto stile, Matteo Geneletti, Danilo Bruno, bello mio, benvenuto, Luis, Andrea, Miranda, Cristian Carocci, Smut, Kevin, Giuseppe De Carlo, Bontonno, buonasera a tutti, caro il mio Sly, questo qui l'hai preso dalla canzone sicuramente. 31 perché... sì, lo so, è 31 perché non inizia, mamma mia, poi tu, un ritardo di un minuto, dai Cristian, dai, perdonami. Allora, benvenuti a Tilla il gatto, molesto sempre ottimista, guardalo lì, se mi guardi sei morto, meno male che non ti ho visto, ti ho visto comunque, ma non ti ho visto in fame, mi dissocio, Federico, sono tutti bot, mi associo, Alessio Iacovello, bello mio, benvenuto in questo canale di Molesto, dove io finalmente sono ospite, oggi ho questo onore, comunque il gioco mi si è bloccato, forse in caricamento, vediamo, ah no, vabbè, basta lamentarsi un pochino e si sblocca, bene. Allora, ora in teoria, un attimo, devo fare due robe, raga, perdonatemi, perché purtroppo questa è la mia vita. Sono nato così. Allora, adesso voi non vedrete sicuramente un cazzo, esatto, tutto nero. Vediamo se riesco a risolvere velocissimamente, benissimo. Allora, adesso si avvia il gioco, ragazzuoli, in teoria poi si dovrebbe vedere, speriamo vada tutto bene, se no bestemmiamo insieme. Allora. Signore e signore, ecco a voi Sly Capobranco, Grazie, con noi grazie questa Molesto, sera. per me è un onore essere qui con voi. Franco Ferrisi, bello mio. Mi chiami Diego, please? Vabbè, cambia il nome. Io quando leggo Franco ti chiamo Franco, perdonami. È la prima cosa che mi viene. Mirko, moderatore onnipotente, bello mio. Filippo Falchi, benvenuto. Gioca a mouse e tastiera, ma anche no. Perché non si vede un cazzo? Regia. Sly, saluta Serpicus, dai. Ciao Serpicus, mi saluti anche tu per favore? Perfetto, grazie regia, hai sistemato tutto. Bene, ci siamo, ci siamo. Passa a mouse e tastiera, tua sorella. Mettiamo il pad, colleghiamo tutto. Mettiamo i cheat pure. Dove cazzo sono i cheat? Dove li ho posati, bro? Mi pare che te li avevo dati a te a Milano. Sì, Cazzo. adesso. Pazienza. Vabbè, te li spedisco, dai. Vai, vediamo se siamo in VPN, controlliamo informazioni di rete. Perfetto, siamo a Chennai, Tamil Nadu, in India. Bene. Ciao Luis. Allora, Francesco, bello mio, benvenuto. Team Joypad, no, pad tutta la Poi vita, soprattutto in un gioco dove il pad è rotto. io devo salutare Federica. Federica, Sly saluta sempre. Ah, pure tu me lo chiedi ormai. Fede, ti odio. Fata blu, buon tonno, buon tonno. Allora, oggi dobbiamo fare una roba. Chiara, Chiaruccia, buon Giorgio. Scattofelino Sly, chimera com'è come assalto? Non è male, però è un assalto da corto, quindi magari da abbinare a un cecchino. O un pompa, se vuoi essere un italiano vero. Allora, dovevo fare una roba, ma mi sono dimenticato che cosa. Ciao Franco. C'era I una roba che dovevo cheat, bro. fare. A parte i cheat. Ah, vero, raga, oggi voglio Una provare sigaretta a startare probabilmente. pure. Però voglio pure provare a startare su TikTok per vedere se esplodiamo. Oggi è la prima volta in cui streamerò su TikTok e anche su YouTube. Vediamo un po' come va. Apriamo TikTok Live Studio. Se dovessi esplodere, mi raccomando, chiamate il 112. Ecco, qua c'è ora l'aggiornamento della giornata. Che poi sempre si aggiorna sto TikTok. Mamma mia, che social uscito dal pard. Mamma mia, che schifo. Comunque. Ah, Buongiorno Marcuzzo, come stai? Viva la patata. Sly, puoi chiedere a War di farmi salutare da Molesto, che deve chiedere a te di salutarmi. Tu c'è un hai problema, problemi, bro. manca War. Però non c'è War oggi. Manca Però un anello della catena. ciò non toglie i tuoi problemi. Ciao socio pelato, guardalo lì. Ah, sei su Susboss. Sì, ma bro, devi cambiare il nome, brother. Devi cambiare il nome perché devo, se no, bannarti. Devo bannarti, brother. Perdonami, cambia il nome. Se no, mi tocca metterti in timeout.
cambia nome. Purtroppo non puoi avere un nome che comunque fa discriminazione in questo canale. Io me ne sto fottendo di qualsiasi cosa, però non ci deve essere nessun tipo di discriminazione, anche perché io oggi cioè, a Milano ho baciato un uomo e non c'è niente di male. L'ho detto, bro, vero? L'ho detto in live. Sì. E niente. Ormai il danno è fatto. È stato un incidente, raga. Consenti. È colpa mia, Vediamo non se sono si avvia. riuscito a bloccare il tutto. Sei riuscito, non hai fatto in tempo. No, mi stavo Molesto, sì, pensando da gelosia. bere, cazzo. Accedi per iniziare. No, Usa io il non mi codice ingelosisco, QR. anche perché poi comunque hai dormito con me. Guarda, che vacanze di merda però se uno Ti ci ho pensa fatto da anche la questo punto. serenata. Se ci pensa da questo punto di vista, dove cazzo è qua? Scansioniamo il mondo. Vai a cagare, la prossima volta prendi una camera da solo e stai lì a dormire da solo. Però voglio vedere la mattina chi ti sveglia. Minchia, quello è vero. Eh. Conferma. Sì, però che risvegli faccio? La prima volta mi svegli con una bestemmia. Minchia, scusa, ti sei appropriato di tutto il letto. Che revoca l'accesso, ottieni l'accesso. Richiesta approvata per 7 giorni. Ma se ho sempre streamato su TikTok, ma cosa minchia stai dicendo? Ma c'è un programmatore italiano di TikTok che mi segue quanto lo insulto? Vai live. Aspetta, vai live cosa? Calma un attimo, che non abbiamo settato un cazzo. Avvia fotocamera virtuale. Che funzionava così? Bene. Vai live. Ma non ci capisco un cazzo. TikTok è proprio fatto malissimo. Allora, mi metto così. Fai vedere entrambe le chat. Vediamo. Niente, vedi, Mirko, ti dice sei partito per le patate e hai preso le banane, Sly. Mi sto, vabbè, dai, guarda, dai, vaffanculo. Allora, passa su Twitch, c'è ancora il titolo, vabbè, passa su YouTube. Passa su YouTube. Tanto non lo faranno mai. YouTube. Link da tua madre. No, link in descrizione. Descrizione. Perfetto. Perché non posso partire? Che cos'è che non va? Cosa c'è? C'è qualquadra che non cosa? Controlli del pubblico, sì, dichiaro di avere 18 anni e di pubblicare la vita a gente sopra i 18 anni e poi ti segnalano comunque per contenuti non adatti, cioè anche se metti la cosa, perché vuoi seguire TikTok? Vai Minchia, live! sì, Federica, ero emozionato a tal punto che ogni mattina per colazione bevevo rum per dimenticare la nottata. Bene, dovremmo essere in live su TikTok, penso, forse, ci siamo? Penso. Non so se siamo live, no, sono offline, vai live. Porca madonna, perché? Ah, devo scegliere l'argomento, dai, vai a cagare. Ma bestemmie, c'è? Bestemmie no, Call of Duty Mobile, no, Call of Duty, generale, ci sta. Nuovo il titolo, vabbè, link, invio, dai, fai veloce, madonna. Ok, quindi questo qui è fatto, metti i contenuti, va bene, vai live. Ok, siamo in live, perfetto. Mirko, mi raccomando, fammi sapere se esplodo eventualmente, va bene? Se vedi magari un fascio di luce venire dal PC, una roba del genere, tu mi avvisi, magari mi dai un colpo di telefono. Allora, in teoria dovremmo esserci. Che bello, sono emozionato. Allora, ci siamo. Oggi siamo solo io e Molesto e come avete visto dal titolo, oggi giocheremo con armi di merda. Come facciamo a giocare con armi di merda? Semplicemente chiediamo le build a Molesto. Quindi faccio... Allora, aspetta che regolo un attimo i volumi. Vediamo, Molesto parla. Che ti devo dire? Perfetto, no, va bene. Mi senti bene? Perfetto, Sì, guarda, preciso. tutto preciso, fluido. Al solito. Andrea Matteo da TikTok, bello mio, tutto bene, tu come stai? Allora, per usare armi di merda ci affideremo al nostro Intanto intuito. dovresti invitarmi. Vero. Speriamo che ti trovo, se no si sminchia la VPN. Molesto, eccolo qua. Dai che oggi è un giorno felice, raga. Tutto funziona, tutto funzionzia. Floral B e Fede King, benvenuti ragazzuoli. Mi raccomando, ragazzuoli di TikTok, si vede male, è normale che è zoomato, brother. Però in descrizione puoi trovare il link per passare su YouTube. Se ti iscrivi, commenta con mi sono iscritto e ti aumenterà il pene dai 5 ai 10 centimetri. Allora, fatto questo, dobbiamo scegliere due armi
conosciute per essere delle armi di merda e secondo me nulla supera il TAC-M, un'arma che nessuno si è mai cagato. Abbiamo già un progetto, lo utilizzeremo. Secondaria utilizzeremo una mitraglietta, anzi no, mitraglietta è già troppo OP, un tattico. Utilizzeremo... Io su ti do... La balestra e TAC-M. Se vinco così, ragazzi, io sono il più forte in Italia, ve lo dico. Sei pronto, bro? Vai. Tanto Vado, lo usi bro. tu le armi di merda, io uso le mie build. In effetti. Fantastiche build. Mamma mia, la Basilisk con mirino da cecchino e colpi pompa è un'ottima idea, Lorenz, minchia. Sei fuori l'inquadratura e non ti sentiamo, com'è possibile? Ah, vero, aspetta, il microfono è veramente mutato, qui hai ragione, un attimo, adesso sistemo. Mamma mia, TikTok, colpa mia se un social fatto così. Non è colpa mia. Dispositivo audio, aggiungi, selezione. Carter, chiedilo a Sly. Pro. Si sente adesso? Fatemi sapere se si sente adesso, raga. Dovrebbe sentirsi in teoria. Mamma mia, è un bordello, raga. È una vita che non streamo su TikTok. L'ho dovuto aggiornare, l'ho dovuto fare. Perciò si è sminchiato. Grazie, Luca, bello mio, che mi hai fatto. Che tra l'altro ti chiami Luca del Sordo e hai detto che non si sentiva. Per un attimo era ironico. Comunque. No, mi dissocio. No, mi dissocio. Sly, sono fata. Sì. Ti senti? Ma ti vedi? Ma aspetta, nel senso, se vedi la live che è zoomata e non si vede completa, è normale, lo faccio io apposta proprio per invogliare la gente che per guardare la live completa magari passa su YouTube. Ma siccome sono troppo buono, ve la rimpicciolisco e basta, dai, così non mi rompete un pochino le palline. Aspetta, regolo tutto. Perfetto, metto qua in alto così la chat di TikTok non dovrebbe rompervi le palle. Sono qui. Ciao signori. Bene. Se si vede male, raga, minchia, non ne ho idea perché si vede male, raga. TikTok ha delle impostazioni di merda, l'ho fatto un pochino così a caso. Grazie, Fran. Solo che ogni volta devi cambiare un pochino il modo in cui lo dici. Fata, va bene, su TikTok, perché ha un sistema di protezione dello spam che se mandi lo stesso messaggio per più di 4-5 volte poi non te lo fa mandare più. Tu lo vedi ma gli altri no. Ti devi spostare. In che senso? Lo spostate in teoria. Cioè, non lo so, me ne devo andare. Tolgo la live. Vado a far culo, signori. Me ne vado. Comunque, per sicurezza, raga, passate su YouTube. Il link lo trovate sul mio profilo TikTok. Più sotto. Mi metto più sotto. Va bene così al centro? Guarda come ci regoliamo qua con grande stile. Marcello, benvenuto, bello mio. Va bene così? Gigino, buontorno, bello mio. Ragazzuoli, un saluto a tutti quelli di TikTok. Mi raccomando, se passate su YouTube vi aumenterà il pene dai 5 ai 10 centimetri per i maschietti, mentre un vantaggio per le femminucce potrebbe essere quello di aumentare una taglia in più vabbè, insomma, avete capito. Insomma, vai. Ci buttiamo con grande stile. Non abbiamo paura di niente. Il nostro molesto è pelato, ma non a caso, è molto azzardato. Attenzione. Io scendo prima perché sono più aerodinamico. La prima partita del giorno, ragazzuoli, quindi prenderemo il membro, ovviamente è normale, ma non vi preoccupate, la prossima sarà anche peggio. Quindi andate tranquilli, Saltiamo con grande maestria, guarda lì come ci appendiamo subito sui bordi. Oddio, bro. Bro, dietro di me. Scappa. Oh, mamma mia. Bro, stai sparando a terra? Ma l'hai visto quello lì, il topo dietro di me col pompa? Sì. Ma cosa stava facendo? È morto. No. Mi arrivo, mamma mia, sono ghiacciato però. Nemico in arrivo nell'area. Sì, ma sono freddo, bro. Sento freddo. Mi freddo. sta pushando, bro. Ha preso il membro, bro. Che cazzo ha detto? Ha detto Tashtaris. Cosa significa? Che cosa ha detto? Tashtaris. Boh. Sembrava un po' Tashtaremuto all'inizio, però poi No, ma secondo me è era cambiato. sicuramente un complimento. Sì. Sarà un complimento. Alla fine qua su Warzone è difficile che un player ti insulti. Bro, sono dentro di te. Questo qui è MV2. No, mi sono alzato. Posizione rivelata. No, ero a pecora e adesso tutti lo sanno. Sì, Che significa, scusa, posizione rivelata?
Niente, quanti soldi abbiamo? 6.800, non possiamo fare neanche il load. Io ho l'audio del gioco però pianissimo, bro, fammelo aumentare. Sento un cazzo. Mamma mia, ho piazzato quella cosa in modo bastardo. Ci siamo. Salgo sopra. Dai, la lobby non sembra male per adesso. Se continua così. Per adesso. Per adesso. Solo che in coppia dobbiamo stare attenti perché sono tutti un po' rattificati. Utilizzano la tecnica del ratto, no? Quella lì di Valentino. Sbaglio, lagga leggermente. No, sto laggando, raga, veramente. Ma non penso comunque, perché di solito laggo pure io quando lagga la live. Eventualmente prova ad abbassare la qualità. Raga, mi fate sapere se laggo su YouTube o su TikTok. Io vedo tutto fluido da qui, Mimina, buon tonno, come stai? Sì. Oddio, godo. Balestra e TAC-M. Godo meno adesso. Vediamo che arma è il TAC-M. Gente da me. Oddio, un'arma di merda, bro. Arrivo, Non so dove siano, però. Tu resisti, bro. Oddio, ma uno è qua da me. Ma meno male che lui è più bot di me, tipo. Mamma mia, uno l'ho fatto, ma fa cagare st'arma. Dove sei? A Market. C'è altra gente? Minchia, uno se ne Sì, più appena avanti. entri. Vado sopra io. Te ne arriva un altro? Niente. Non ti preoccupare, bro. Ha una termite in culo. E qua, bro, non ti preoccupare. Ci sono io con delle armi inutili. Vado pure un bengala. Vabbè, non che le mie siano meglio, Però se vuoi te le presto, se non ci credi. Possiamo fare il lobby, bro. Lo puoi fare direttamente tu. Fai un bel loadout così almeno mi prendo le abilità. Uno bello. Anzi, io mi prendo le abilità direttamente. Tanto ce l'ho già. Cosa perfetto. Almeno ho mani veloci, raga, che se no. Vediamo se c'è altra gente. In teoria erano scese persone. Poi quella direzione lì. Oh, sparano pure da qui, Mamma mia, st'arma fa cagare. Non può diventare automatica, no? Mi sparano. Minchia. Non so dove. Io sono andato più avanti, Non so dove minchia siano, Ah, ma pure quest'arma utilizza i colpi cecchino. Ecco perché li finisco subito ora. Però sto provando a salire, c'è gente qui da me, mi sa. Arrivo. Oddio, qualcuno ti ha preso con la balestra. Qualcuno sta bruciando pure l'amico, attenzione. Aspetta, occhio che c'è gente, Tirano un'esca. Nei coglioni preso, vai. No, occhio granata. Oddio, è morto, si è ammazzato con la sua stessa granata. Confermato, l'altro è sempre lì, ci penso io. 1, 2, 96, meno 2. Confermato. Oddio, stavo bruciando da solo. Bene, bravo, bravo. Il bombardamento che non è nostro. Tiro una cassa di muni qui. Beh, il grappolo fa un po' cagare quando dici che fa cagare, però ti one shot in teoria. Minchia, era l'ombra dell'uccello, bro. Era grossissimo. Mi dissocio. Era grossissimo. Ma qua non vedo altra gente. Andiamo a Palazzo Elicottero, proviamo. Vai. Sta andando bene per adesso, ragazzoli. Sta andando bene. Mi raccomando, ragazzi, su YouTube con un like potete supportare il canale e anche la madre di questo ragazzo. Oddio, l'ho fatto, bro. Mi uccido con il mio fuoco, però. Merda, c'è l'altro. Merda. Aspetta. No, sono morto. Minchia, bro, se sono one. Aspetta. 9 secondi, bro. Che non so dov'è. Arrivo. C'ho la paura, bro. C'è gente sul tetto, c'è gente ai lobby. Io devo riuscire a Gente sul tetto da me, Sì. Merda, bro, questo non è una bella niente, vabbè, ma sei un infame, mi aspetti allora. Merda, bro. Mamma mia. Aspetta, ti faccio Niente, che gioco. Oddio! Bro, la scena che ho visto è stata traumatica. Volevo salire, perché io c'ho sto cazzo di vizio che provo a skippare l'animazione della zipline. Dai, però che due coglioni, 2 con i mitra contro 1 con TAC-M e balestra, non vale. Peccato, viva la patata, cambia discorso. Che cos'è? Hai scritto Cinzia e Mimina per chiudere il cerchio pacchioso. Guarda viva la patata come rimorchia, cioè, ma veramente, ma sei un grande, bro. Guarda lì, senza un minimo di rispetto. Cioè, così. Contagiato. Vabbè, però.
Piccoli sudati crescono. Sono fiero di te, bro. Sono fiero di te. Allora, su TikTok... aspetta, faccio una cosa, ragazzi. Vediamo se posso riguardare la mia stessa live, così vi dico se lagga o se avete una connessione del cazzo, Un attimo. Si può vedere la mia stessa live? Se una ragazza fa Sì, sei una ragazza, tuo padre. Ma io non risulto in live su TikTok, ma veramente? Aspetta, provo a cambiare profilo. Aspetta che vedo. Vediamo se da un altro profilo mi vedo. No, pazzesco. Cioè, se non risulto in live io su TikTok, sai che cosa significa, no? Che è tipo uno No, shadow ban. sei in live. Allora, amici, eccolo qua. Siamo in live. Dai, clicca, mamma mia, che social del cazzo! No, vai là. Niente, non funziona. Allora, sono in live, vediamo come si vede. Andrea Matteo scrive lagga. Poco sgranata. Io la vedo fluida, brother. Tu hai la connessione del Burumbu. Brozza, grazie, bello mio, per la donazione. Sei un grande, bello mio. Grazie di cuore, bro. Hai la connessione veramente del Burundi. È impossibile che lagga. Io lo vedo fluido. Già che ho un PC che gioca a Warzone 2, streama da 2 parti. Ma porca puttana, un po' di pietà per il mio computer che sta esplodendo. Mamma mia. Mamma mia, grazie di cuore, Brozza, per la donazione. Raga, io mi allontano 2 secondi quando mi faccio una sigaretta, sperando che TikTok ora non mi segnala. È rimasto male questo, povero. Ora vedo bene. Ecco. Ci voleva il mio soccorso. Arrivo, Tu pinga lontano. Lontano. Poi domani la sistemo un pochino la live di TikTok. Vedo di farci qualche grafichetta così. Con tanti, in testa siamo in tanti, pelati affascinanti. Ma perché cazzo esce dalle casse l'alert? Bello mio. Ah, non lo so, io ho perdita dati. Caffettino tattico. Bene, l'importante è che non laggo su YouTube, raga. Poi TikTok vedo di sistemare. C'è già gente da me. Allora, arrivo, bro. Ti difendo io, bro. Darò la mia vita per te, bro. Minchia, vedo delle esplosioni, bro. Sono io. Sai il lanciagranate? No, dietro di me. Dai, ma che sfiga. Ma fammela trovare un'arma, però. Che gioco del cazzo. Io scendo e non c'è un cazzo. Ovunque. Giuseppe, grazie, bello mio, per l'euro. Gentilissimo, brother. Grazie di cuore per il tuo contributo alla mia ricchezza, bro. Se riuscite a far diventare Sly ricco, sarò enormemente in debito con voi. Mi pushano. Prendi un'arma, gioco del cazzo! Che 2 coglioni, non vedi che è un gioco di merda? Fammi prendere... Guarda, Dio, ti disinstallo. Niente. Allora, bro. Contatta Activision. Contatta Activision ora. Mandagli un'email da parte mia. Sì, li contatto. Per chiedere qualche arma migliore nelle casse. Io invece voglio capire. No, bro. l'MX9. No, l'MX9 non è male. Grazie, Stefano, per l'abbonamento. 2 mesi. Bello mio, 2 mesi di noi. 2 mesi di puro amore. Puro amore. Allora, aspetta. Niente, non va. Minchia, vedi che mi ero dimenticato una cosa. Allora, raga, il gioco è molto semplice. Io ho un cazzo di mouse in mano. Lo vedete? Non so se si vede dalla cam. Comunque, insomma, io ho un mouse in mano. In teoria, se faccio così, va in basso. Se lo rifaccio, va in basso. A volte, facendo lo stesso identico movimento che state vedendo, vedi, va in alto. Non è colpa mia. E non ho il mouse spassato. E niente. Porca madonna, per cliccare nella modalità 3 ore. Poi X per i pad Xbox. In testa siamo in tanti, pelati affascinanti. Bene.
Insomma, il pad Xbox, se premi X, in teoria prende le cose da terra, che sia un'arma, che sia un res, che sia quello che cazzo vuoi. Con X, perché premevo X in quel cazzo di caso dove non lo prendeva? Domanda da 30 milioni di dollari. Dio mio. Speriamo che siamo su Ashika sto giro, che Vondel è maledetto oggi. Comunque le lobby si sono sminchiate di nuovo, brother. Abbiamo fatto 4 giorni di pace e niente, ritornano i draghi. Ma mi sa che se ora facciamo una roba invece, dopo questa, facciamo quest'altra coppia perché le coppie sono anche così. E poi facciamo o terzetti o quartetti magari con riempimento. Grazie ancora Stefano per la save, bello mio. Pox, benvenuto, bello mio. Mi raccomando ragazzoli di lasciare un like. Non sono su... Grazie molesto, bello mio, smettila di lamentare, vai a cagare. Grazie brother per l'abbonamento. E non sono su Twitch, salvo, sono su YouTube. Puoi andare su YouTube col link in descrizione, brother. Non streamo più su Twitch. Con link in descrizione puoi andare su YouTube, troverai serie anche di altri giochi, live di Warzone, short di Warzone come quelli di TikTok e magari molti che su TikTok non ci sono perché su TikTok mi abbannano anche se respiro. Ormai, infatti sono super in shadow ban, vi basta pensare che siamo 7, cioè proprio a depressione. Appena metteranno un'assistenza che ti... proprio con cui puoi parlarli, no? Telefonicamente su TikTok. Mamma mia, me li mangio. Maori, grazie bello mio per la donazione. Grazie di cuore, brother. Gentilissimo. Ora fra 30 minuti arriva l'allert, perché è un po' in ritardo quello delle donazioni. Viva la pizza, benvenuto bello mio. Non sapevo che sapessi fare freestyle, sei fortissimo e mi hai fatto ridere. Ah, la canzone. Ma in effetti non lo so fare, però insomma, ogni tanto mi scappano quelle in italiano non riesco onestamente. Io se non ci metto 2 battute in siciliano non mi viene la rima. Grazie per il follow, bello mio. Grazie per il follow, bello mio, benvenuto. Non so perché l'allert mi si sente dalle casse, ma vabbè. Grazie ragazzuoli, mi raccomando, se passate su YouTube da TikTok, giochiamo domani, sì bello mio, domani alle 5:30, brother. Grazie di cuore, Maori, grazie brother. E allora, vai signori, siamo su Ashika. Ashika incredibilissima. Palazzone. Andiamo a Palazzone. Con i miei sudati ci droppiamo a Palazzone, ma non troviamo un cazzo, c'è soltanto un mitraglione. Allora disperati ci buttiamo. Vediamo se la profezia è giusta. Oh, già mi sparano, bro. Sono in 2. Vabbè, mi sparano in 2. Niente, Simoni contanti, in testa siamo in tanti, pelati affascinanti. Ma in 2 colpi questo. Vabbè. Non so come abbia fatto a uccidermi in 2 colpi al torso con la revolver. Di norma ce ne vogliono 3. Però lui è lui. Vabbè, l'importante è che sei sopravvissuto. Mamma mia però dai che lobby ingiocabile. Manco si può scendere. Poi io trovo... No, io non posso trovare mai un'arma. Non è possibile. E davanti al bazooka il nemico Tazuka. Ma scoppele. Andiamo, il team annientato. Godo. Però non posso sempre fare una partita dove non trovo armi. Trovo sempre lanciarazzi e questi hanno gli assalti. Grazie per il follow. Grazie per il follow, bello mio, benvenuto. Allora, io già che ho trovato 2 piastre, brother, veramente sono orgoglioso, molto fiero. Poi il lanciapatate, dammi il lanciapatate. Vai, arrivo. Niente, che mira di merda. Oh, è tu il grappolo, perché lo tiri a caso? Grazie, Airo, bello mio, per la piccola donazione. Ti così ringrazio di cuore. Magari se qualcuno gli rompo le palle. Capo bianco, io lo vedo rosso in capo. E niente. Tra l'altro devo ripassarglielo, ragazzi, il rosso. Vabbè, faccio io l'odi, dai. Sto diventando rosa. Basta. Prendiamo il lodi. Abbiamo una classe incredibile. THM e balestra. Che poi mi sa, raga, che dopo queste in caso uso classi normali. Perché andiamo verso l'elicottero, dai. Con queste lobby non posso usare THM e balestra. Cioè, voglio dire. Hanno fatto il lodi pure lì in fondo, Tuffa. Anche io oggi anche tu hai fatto la kill col bazooka, brother. E gliel'hai detto che davanti al bazooka chiunque Tazuka, brother, è la tradizione.
Mi raccomando, è importante che tu lo dica. È tutto lottato. Adesso, bro, Saranno quelli che... con colpi balesciando culo li freddiamo tutti. Vabbè, loro saranno lì. O li pushiamo oppure ce ne fottiamo e andiamo a prigione. Ciao Vix, bello mio, spero che la perdi, ti voglio bene. Prigione, dai. Che prigione sia, tiro un grappolo. Con i miei sudati ci droppiamo anche a prigione. Porca madonna, grazie, bello mio. Mamma mia, viva la patata, ma proprio ti ha gasato sta roba. Grazie, bello mio, minchia. Grazie di cuore, brother, per i 10 Ibris. Grazie, brother. Sembra tutto libero. Sono emozionato, bro. Sono emozionato. Fai Il tuo nuovi buon sotto. cuore. Perché tu mi comandi così? Perché mi comandi? Tu chi sei? Non ho i soldi. Tieni. Si muovono i contanti. Si muovono i contanti. In testa siamo in tanti. Pelati affascinanti. Mamma mia. Nessuno. Sei pelato, brozza? Che se sei pure pelato, vada Dio con te, sta roba. Niente, bro. Allora, bro, ti faccio vedere come si fa una kill da pro player, allora. Allora, praticamente intanto bisogna identificare la posizione di un nemico. Ecco, sparano tipo verso di lì. Basta sparare senza mira così. O così. O se proprio vuoi, fai così, tipo. Però la leggenda narra che devi fare anche così. Niente, Andiamo a pomodori. Andiamo a pomodori. Passiamo prima da vele. Che bro, per un attimo volavi senza paracadute. Ti volevo chiedere come Si facevi. muovono i contanti. Si muovono i Siamo in tanti, contanti. pelati affascinanti. Oh, mi mirano. Oh, l'ho visto, è lì sopra. Maria, schivati. Oddio, ho preso uno, bro. Coprimi. Bro, ho mancato uno, ma... What? Non riesco a prendere, non vedo un cazzo, perdono. L'ho preso? Vi rompo io le palle. Ma... Vai, droppati adesso. O adesso mai più. Vai, sfruttiamo il cartellone come scudo. Arriva. No, bro, c'è altra gente pure lì. Ma non si può a terra, a caso. Mamma mia, che armi di merda. Ma allo stesso tempo che hanno il suo grande perché. Provo a farmelo. No, non vedo niente. Sì. Guarda, sono quelli qui. No, ma non posso giocare con queste armi, raga. Non posso difendermi, Dio mio. Una più merda dell'altra. Però hai pushato un altro tempo. Ma io devo restare immobile. Vedi? Che comunque se non è wallhack questo, raga, certe volte io non lo so. Cioè uno dietro la pietra, casualmente vede lì, senza audio, senza niente. Mamma mia. Vedi? Devo rimanere immobile. Dio mio. Così il nemico non sa che io sono qui. Roberto, benvenuto, vero mio. Sarbato, buon tonno. No, io, bro, provo il lobby e prendo una classe normale. Mi sa che non ce l'ho però la classe normale, perché io ho tolto la mia classe per fare quella. Bene. 100 euro che c'è gente qui. E faccio il team annientato. Bravo, bro, tu sì che sudi. Ma che arma è no, il pompa ancora ho. Ma non so manco se one shot ormai sto pompa. Una vita che non lo uso. Dove cazzo sei andato, bro? Al loadout, bro, mi serviva un'arma. Spy, sly, sky, spray. Arrivo, 115 minuti e sono da te, bro. Questo ci ha provato. Ma ahimè, ha fallito. Ora arrivo io, bro, con un corpo di MPG. C'è gente a vele. Come c'è gente a vele? Un attimo sono reimpegnato con questo. Sì, Pusha. uno l'ho visto. Ok. Pushano in due. Non one shot. Ah no, one shot, attenzione, colpo di scena, one shot. E da domani Lamborghini. Ecco, mancavano gli ultimi 2 euro. Grazie, Fata. No, bro. Ah, ma tu eri lì, cazzo, non lo sapevo. Sono arrivato adesso. Mi sta restando in teoria. Arrivo, mica, allora sto prendendo il cazzo un paio di volte. Ho una kill, cioè, ma che cazzo ti devo dire? Dov'è sto stronzo? Ok, lo vedo. Stunnato. Sì, vabbè, lo stunno, ma lui è per i cazzi suoi. Ma che cazzo di stordente ho? Killer Wish. Ma non è No, vabbè, bro. Io quello che vedo qui è one, eh? È sopra. Quello che vedo io non è umano, eh?
Audio. Dai, Ma niente. Bravo, lascia Lui stare. e i suoi colpi barcollanti. Bro, lascia stare. Lascia stare, bro. Fammi fare una classe normale e la rifacciamo. Lascia stare. Quello che vedo io qui tu non hai idea. Gente che non ti muore così non è mai. Questo qui che è già in pre-fire mira con il coltello. Tanti, pelati Dai. affascinanti. Ma pelati affascinanti cosa? Non sei Vai a affascinante. cagare. Allora, usiamo una classe normale, basta. La challenge è finita. Purtroppo non abbiamo la VPN di certi streamer e non riusciamo a trovare lobby adatte. Allora, utilizziamo un fucile d'assalto, usiamo il TR e il nostro MP5 moderatamente della Sly Edition Corporation Limited Edition. Allora, le coppie io eviterei, manco quartetti perché c'è solo Vondel, però aspetta, un tentativo a quartetti me lo faccio. Completa squadra, vediamo se ci trova 2 indiane, magari non lo so, 2 appartenenti alla tribù dei Pelle Rossa, magari ce li troviamo in squadra e facciamo, si muovono i contanti anche lì. Fata blu chi è? Un maschio? Sì, dall'immagine del profilo direi che è un uomo, un grande uomo mi pare. Attento alla bacchetta. Ah, sì. Oggi Robby assurdi, ho cambiato gioco. Mica Abel, io e te abbiamo la stessa sfiga. Quando mi lamento io vieni tu e vieni a lamentarti. No, le stiamo facendo col riempimento, Peppe. Bello mio. Chi cazzo è che parla? Perché? Perché? Ah, dai! Muta. Hi, bro. No, io li ho mutati. No, io per rispetto non li muto. Stefano, grazie, bello mio. Dai, raga, mancano 5 euro al Lamborghini. Dai che me lo compro finalmente, all'Urus dei miei sogni. Ci sta, ci sta. Chi è Mirko? Ma poi la moglie di mio compagno. E niente. Questo è abuso di potere, Mirko. Evviva la figa, cioè evviva la patata mentre ci prova con tutti, guardalo lì. Poi con la mia foto per profilo proprio. Tu mi manda in galera con tutti i scarpe, diglielo bro. Andrea Miranda, buonasera. Mirko Bellini, Vivo Pacchio, mi associo, brother. Bravo, bravo, brother. È immortale questo. Oh. Ma no, bro, sono soltanto sciocchezze. Grazie ancora Stefano per la donazione. Dai che se un domani, raga, alla prossima fiera, prossimo anno, se vengo con Lamborghini, mi raccomando, venite, dite, guarda Sly, grazie a quell'euro. Capito? Attenzione, guarda viva la patata. Non fa una piega però intanto. Bravo, bro. Così sempre, scroccone, brother, mi raccomando. Carmelo, bello mio, come stai, brother? Tutto bene, Zucchi, tutto bene, tu come stai? Grazie ragazzuoli, grazie a Francitech per le donazioni, vero mio? Su TikTok. Allora, siamo con il nostro testi minchia. Ah no, test cheat. Ah, sta testando i cheat. Bene, è il nostro cooler. Allora attenzione, andiamo, si muovono i contanti qui, dai. Domani Lamborghini con modifiche da 1 milione. No, io se avessi una Lamborghini non la toccherei proprio, raga. Cioè, secondo me le auto, quelle lì, le supercar, meno le tocchi meglio è. Cioè, sono già belle così. Qua da me si usa avere macchine di merda, tipo. Che bello. E modificarle. E modificarle di merda. Cioè, ho visto gente con Twingo, tipo... tutte pompate che non si possono guardare. E niente. No. C'è gente in teoria sotto di noi. Io trovo sempre un mitraglione, ma non troviamo un cazzo, c'è soltanto un mitraglione. Allora disperati ci buttiamo. Ma con i balesciando culo la prendiamo. Madonna, turco del cazzo. No, mi dissocio. No, mi dissocio. Tu rimorchi così, viva la patata. E dimmi un po', sei single, bro? Sì. E in quel caso le 2 famose domande.
Allora, Cooler è qui. Test cheat e ste minchia è arrivato a sto punto. Cioè, quante kill ha fatto Test cheat? Dov'è? Test cheat. Ah, una kill, ha ucciso uno, attenzione. Minchia, ci vogliono i cheat per fare una kill. Oh, arriva uno. Madonna, sua mamma. Bravo Cooler, bravo bro. Minchia, non li vedo. Chi cazzo è che spara? Chi è che li stanno Bro, questi vedono delle cose. Io non ho mai armi comunque, eh. Così, a titolo informativo. Mai. Dove vado io, raga? Revolver. Mitraglione. Guardalo lì. Sempre Sly Capobranco. Sempre sul pezzo. E adesso cerchiamo un'altra cassa. Troveremo un altro mitraglione. Vediamo. Ormai le apro per curiosità. Grazie Andrea Miranda per le donazioni. Minchia ragazzoli, oggi siete spinti. A euro sono ricco, vedi, Oddio, ho fatto cose. Prendo la mina. Ma che vita triste la mia proprio. La tristezza. Che ora come cazzo pusho? Con una piastra? What? No vabbè bro, io non lo so. Non lo so in che lobby mi hanno messo. Un movimento da bot, ma questi hanno le cuffie e una vista. Bello Quartetti. Test cheat. Sì, testa e minchia, no test cheat. Fatelo rire. Da quando giochiamo non ho ancora trovato una mitraglietta io a terra. Solo mitraglioni e lanciarazzi per adesso. Ormai non mi lamento più, raga. Ormai la consapevolezza. Guardalo lì, viva la patata. Io sono un Sì, donnaiolo, sì, Carmelo, prendo sì, una sì. ragazza al giorno. Io sono un donnaiolo, prendo una ragazza al giorno e ti manda a fanculo ogni giorno. Si muovono i contanti, in testa siamo in tanti, Pelati affascinanti. Per una settimana dimentichi dai, bro, dai, non parlarmi della tua vita sentimentale. Divento padre di 7 bambini. No, mi ridissocio, bro. Dissocio. A parte che dai, ma quanti anni hai, bro? Quanti anni hai? Ma quale padre, bro? Ma stasera è già qualcosa se riusciamo ad arrivare alla seconda safe, sto vedendo. Sì, mi sembra che oggi in India... Mamma mia, non si può scendere, cioè chiunque ti fa... Ma poi strani, cioè nel senso, sanno sempre dove cazzo sono, cioè la gente mi sta attraccando dai muri, bro. Io non sto volendo dire niente perché magari è l'audio, magari io non lo sento perché mentre parlo, ma... Dio mio, ti traccano. Guardo mio Nicolas, come stai? No, no, mi dissocio. Minchia zucchi. Secondo me dovresti metterti la tua mimetica per vincere in Reggiseno. Minchia Danilo, però inizia a far freddo, capito? Fare ste sfide. Fare ste sfide. Là è un donnaiolo anche lui. E niente. Nah. Ogni tanto. Non sempre. Qua sorge spontaneo però. Ah, perché non ti fai cazzotto? Anche Molesto è un donnaiolo. Il suo nome dice tutto. Ma se io sono un bravissimo ragazzo. Mamma mia, mamma mia. Ashika, viva la figa o Vondel? Non so se viva la figa era la terza opzione. Se sì, quella, se no Ashika preferisco. Se ti chiede cosa vuoi fare, blocca. Ma sembra una roba di bello figo sta roba. Vai che questa è la nostra, ragazzuoli. Ti ho mandato l'id in privato su TikTok se vuoi aggiungimi tra gli amici. Vai, vai, va bene, brother. Però ormai se ne parla su Warzone 3 perché io sono full di amicizie, Franci, purtroppo. Purtroppo, insomma.
Ma questo è terzetti? Vai. Sì. Sì, sì, sì. Allora, vediamo se trovo un'arma decente per la prima volta. Attenzione, colpo di scena, abbiamo trovato una... Ah, c'è sempre il mitraglione, no? Vieni da papà, vieni da papà. Vabbè. In India. Sì. Dai, perché si abbassa? Perché non fai dei movimenti? Porco Dio, Warzone 3, veloce a uscire. Basta che ti sparano, diventi un coglione. Cadi da un'altezza, diventi un coglione. Ti esplodi una granata vicino, diventi un coglione. Che gioco di coglioni. E io che ci gioco, in effetti. Quindi io, di conseguenza, ci sta. Guarda molesto con la revolver. Sì, che cazzo devo fare? Muoio adesso. Allora, cambio. 2 me li ero fatti però. Ma chi è il terzo? Ricky 89. Anzi, il fratello di Ciccio Gamer. Prendo una piastra. Basta che mi devo concentrare, ragazzoli. Dai, concentriamoci un po' perché le lobby sono sudate. Purtroppo oggi non si può scherzare in questo gioco. Dobbiamo per forza giocare da sudati. Allora, io provo a salirci, Ho trovato un nemico in arrivo, sicuramente mi ha visto. Io sono a vele, Che sono sotto. Ma poi il time to kill. No, mi scende uno qui, non ci credo. Dai! C'è il bombardamento, sono morto, bro, no. Ecco. Non ho il tempo materiale di ricaricare. Cioè, un'arma a 30 colpi e non te lo uccide, non te lo conferma. Devi confermare il pompa che non ti one shot a 1 metro. Cioè, Cioè, ti servirebbe almeno giusto 2-3 secondi per fare un altro fight di tempo. 2-3 secondi che non ho, o almeno avere le mie armi. Ma io come cazzo li faccio? Se cacci sputo, non lo so, li faccio una preghiera, gli dico Dio. E ora viene l'altro. Ma non si può fare. Mamma mia, ragazzi, fightare nemici mentre prendi le armi. Dai, ma però... Io give up, bro. Sì, vai. Qua è impossibile. Cioè, vedi, non ho un attimo di... Dio mio, lasciatemi stare 2 secondi. Sì. Poi dove cazzo è sto Ricky? Che cazzo serve Ricky, porco Dio, sei inutile. Grazie, bro. Di nulla, bro. No, non ce l'ho con Ricky, ce l'avevo. Sì, no, ti avevo chiesto audio. No, bro, mamma mia se ti uccideva il grappolo. Mitraglione, quello era mio. Quello era destinato a me, bro. Hai distrutto la maledizione. Ti hanno fatto il loadout lì comunque. Fai un grappolo sopra di te, io provo ad andare qua. E c'è gente. Adesso tu dimmi io cosa devo fare. Pure uomini di disturbo. Ricky arriva qui. Proprio sei... Ta fa sucare più intelligenza, Ricky, guarda, ne approfitto che ce l'hanno con lui. Niente, c'è gente anche qua. Dai, ma è una presa per il culo. Te, fammi fare 4 sigarette e me le fumo insieme. Ah, Dio. Raga, ma piccola domanda, ma voi in una situazione così, con questa lobby, ma che cazzo fa? Cioè, io non lo so, io non so cosa devo fare, raga, ve lo sto chiedendo. Completamente. Io non mi so muovere in queste condizioni, perché ovunque vado c'è gente. Ho il mio lobby. Ora il tempo qua di riunirmi, c'è qualcuno che mi incula da un lato non identificato. Io non ho tempo neanche di piastrarmi e ricaricare le armi. Sì, manco io, qua a prigione prima il panico. Sicuramente saranno ancora qua.
sta cercando, non mi trova. Non c'è una piastra, non c'è una piastra. Non ci crederò mai nella vita. Dove cazzo è? Dove l'hanno messo? Guarda che ingegnosi. Bro, tu dove sei? Ok, io vengo verso di te. C'era uno che non riesco a trovarlo. Boh. È strano che non abbia incontrato gente ancora. Comunque non venire da me che non sono in safe. E allora vieni verso di me, bro. Mamma mia. Poi proviamo vele in caso. Sì, però fermati che ti do un regalo. Mi dai un regalo. Quanti siamo già? 35 persone. Ma qui è il regalo, Dove? Oh, grazie, bro. Sì, ma sono full, Abel, bello mio, sono full di amicizie. C'è gente che mi mirava? Anche da lì? Da dove? Cioè, guardano tutti me, forse un flyer. Ma chi è che mi mira? Madonna. Assurdo. Collina, può essere? Va, guarda, c'è uno da lì. Ma vai a cagare, bombardamento. C'è pure. Da prigione. Non ci credo. Hanno preso Ricky, bro. Tale che ora per fare questo qui muoio io. Stanno pushando. Bombardamento di nuovo. Stanno salendo. Non posso tirare il bombardamento per 15 secondi. Ma perché? Vabbè bro, ma c'hanno un time to kill pazzesco questi qui. Cioè, mamma mia, ti sdrai, ti fai, ma ti sciolgono. Cioè, no, non si possono fare. MP7, ma che cazzo stai dicendo? Ma quando mai? Cioè, guarda, guarda. Guarda! Non sbagliano un cazzo di colpo. Ma quando è così... Io dovrei essere... Guardalo, guardalo. Quando è così, secondo me Italiano, ci mettono... italiano. Sì, sì, sono italiano. Secondo me quando è così ci mettono tipo in lobby che puzzano, tipo. E noi in questo momento siamo pieni. Ora arriva questo qui, mi pusha. Arriva l'altro. Ma quanti cazzo me ne devo fare, dai, mamma mia. Aspetta, fammi cambiare la VPN, proviamo il Kazakistan stavolta. Magari l'India si è sfasciata. L'abbiamo usata troppo e ora sono tutti in India. Chiudi. Probabile. Si chiude sto gioco? Si può chiudere? Grande Activision. Mamma mia, raga, ma che due coglioni. Quando è così è pazzesco. A parte che non faccio danno, cioè. Al di fuori di tutto, dice del player, così, quando non faccio danno a me minchia mi sale la bestia. Viene uno lì, lo spari, ti sdrai pure, ma quello ti scioglie comunque. Poi vedi come ti ha ucciso e lui entra, spara un po' in hipfire, ovviamente tutti i colpi ti entrano pure in hipfire. E in qualche modo ti uccide con un'arma che tra l'altro è l'MP7, come minchia se l'ha cagato mai l'MP7 e lui adesso scioglie con l'MP7. Kazakistan, vediamo il Kazakistan. Ci colleghiamo direttamente ad Alma. Almaty. Cambia con un click. Parli solo su Discord? Sì. Cioè, nel senso, va, cioè, con Molesto parliamo su Discord. E poi quando gioco con voi c'è qualcuno che parla in chat di gioco, mi smuto sul gioco. L'importante è che parli. Sì, sì. Il tempo libero parliamo. O scriviamo, incidiamo, canzoni. Sì, ma su Discord hai ragione, Mirko. Onestamente c'ho pure la tua amicizia. Ma siccome non chatto mai, cioè, su Discord, non è una cosa che uso. Infatti ho 51 richieste di amicizia in attesa di... Niente di personale, raga, non è per male. Non è che mi dimentico.
Ma il custom l'ho cambiato. Allora, gli assalti, brother, ti devo dire la verità. Gli assalti io su sto gioco onestamente non li ho capiti. Dalla season 1 che non riesco a capire un assalto. L'unica volta in cui, diciamo, un'arma da lungo, secondo me, era utile è stato il periodo dell'ISO Hemlock, oppure la season 1 con l'RPK. Fine. Da lì in poi gli assalti secondo me craccano e basta. Cioè, io ieri ci facevo caso in live a sta roba. Avevo l'assalto, sì, sparavo gente, così, craccavo, poi alla fine finiva che mentre ti avvicinavi, swappavi arma, andavi con l'MP5 e li pushavi, cioè che senso ha avere un assalto se tanto ti ritrovi sempre ad usare l'MP5? Per quello, a meno che forse un assalto da corto, infatti io dovrei provare o un chimera oppure rimettermi il mio M4 da corto. Ma il TR è relativo, bro, è quello che uso io, però ogni tanto scioglie, ogni tanto cracca, non si sa, a volte sono le lobby, a volte la latenza, non c'è capito un cazzo, ragazzi, è un gioco di merda, basta, giocatevelo così e fine. Non ci vado più dietro a farmi complessi, perché per giocare bene a sto gioco devi avere una VPN, non so quale, non so come, forse proprio a livello di router, per trovare le lobby come le trovano alcune, che sono tutti AFK e senza mani di prima classe per fare i record italiani e ste robe qui. E allora lì, in quelle lobby lì, ti puoi anche divertire perché puoi provare armi diverse, puoi provare accessori e svaghi un pochino. Ma in queste lobby qui è già tanto se ti fanno prendere il loadout, è già tanto se arrivi in endgame, e per me fare 5 kill è una vittoria, cioè. In queste lobby. Che come vedete non è... cioè non è umano. Scendi e ti laserano. Ovunque, poi ti guardi le killcam e vedi gente che inizia a sparare senza mira ma comunque ti lasera, oppure gente che ti spara ai piedi. Cioè, cose mai viste, raga. C'ho queste armi qui che sono uguali. Uguali queste classi. Io attualmente c'ho sto TR qui, che non è manco malvagio, raga, però come tutti gli assalti sono tutti uguali, raga, precisi, però boh. E non te la danno quella soddisfazione, raga, come su Warzone. Il mirino, per quello. Il mirino. Guarda, se le lobby diventano un po' più semplici, magari è azzardo. Su Warzone 1 c'era più soddisfazione su ste robe, raga. Minchia, mi ricordo su Warzone 1 quanto era figo usare gli assalti da lontano, fare quelle laserate. Poi vabbè, io sono stato sempre uno che usava il cecchino, però l'ISO, io mi trovavo meglio con l'ISO l'altra, la prima, qual era? La 45. Ora è da un po' che uso l'MP5. Qua su sto gioco, raga, io gli assalti veramente li ho usati pochissimo e non riesco ad apprezzarli, perché, cioè, quello che mi piace sarebbe il TAC 56, proprio a livello estetico, mi piace come spara. Però fa cagare il TAC 56, è fermo ma spara coriandoli. Invece era bello una volta, raga, il Grau, porca puttana, l'Amax, cioè erano assalti, raga, che non è che facevano solo scena, che erano precisi, minchia, laseravano, la gente la atterravi da lontano, riuscivi pure a confermarla. Qua invece, Dio mio, è già tanto che li cracchi. Cioè, se ci fate caso, un fight da lontano finisce sempre così. Nella maggior parte dei casi c'è uno tipo lì, lo spari, così, gli spari un po', lo cracchi e poi alla fine ti ci avvicini e te lo fai con l'MP5. Cioè, praticamente tu l'assalto lo usi solo per rompere i coglioni. Ti posso consigliare l'STB 56. Che bei ricordi l'STB. L'STB era bellissimo, per esempio su Vanguard. STB, a me piaceva pure l'altra. Qual era? La carabina, mi pare. Quella era... Dio mio, quello sì che era un laser. Era no recoil quell'arma, era rottissima. Però era figo, raga, era proprio quello il bello di Warzone. Perché c'era il meta, sì, che è sempre stato un po' sbroccato il meta. Però arrivato a un certo punto Warzone, se vi ricordate, era diventato molto versatile. Io giocavo con armi a caso, anche della Season 1, armi che nessuno si cagava. Mi piaceva usarle ed erano fattibili comunque. Qua invece ora il meta è troppo meta. Nel senso, se non usi il meta non puoi giocare, a meno che trovi lobby facili. Comunque vediamo il Kazakistan, ragazzi, magari è un po' meglio dell'India. Già che siamo scesi senza nessuno che ci spara è qualcosa. C'è gente lì, Vado. Lo ammazzo e torno. Fu così che Sly l'ha presa in culo. Ecco.
Minchia. Ah, Predator. Quanti erano? 2 o 3 penso. Ma lagga la visuale o c'hanno l'entrata in mira così veloce? Mi sembra che si splittano. Scendo di nuovo da loro. Minchia sei tu. Cecchino. Dove cazzo era Predator? Era qui. Arriva? Dov'era? Paracadute non lo aprire mai, mi raccomando, gioco. Aprirlo è peccato. È tipo one. Sì, l'ho fatto. Minchia, non ho fatto caso dove erano gli altri. Vabbè, ma che cazzo è? L'ho atterrato. Mamma mia, c'è sempre qualcuno che... Cioè, boh, io con le BR faccio le carezze e loro squagliano. Un classico. Un classico. Aspettate ragazzi, perché qua non puoi girarti un attimo perché ti sciolgono. Craccato, mi sembra giusto. Dai, ma vai a cagare. Ma che gioco del cazzo. Craccato, hittato. I cecchini io in un gioco così non li avrei proprio messi. Giusto per non fare peso al gioco e farlo più leggero. E me l'ho fatto. Ah, sei tu, meno male. Si è confermato? No. No, ecco. Me la sono ripresa. Vedi, te lo sei ripreso apposta. Ok, l'altro è giù di là. Non quel palazzo, quello più avanti. Sì. Arriva un nemico. Sì, li vedo, sono davanti a me. Uno è qui da me. Mamma mia, non muore, dai, è one quello lì. Quanti erano? Uno forse. No, forse 2, uno sale, mi sa da dentro. È nascosto lì, camperato, appoggiato al muro. Ecco. Uno sopra, pure dietro di te, forse. Sì. Porco dio. E loro respawnano così ogni 2 secondi. Solo noi abbiamo 15-20 secondi di attesa. No, c'è gente al nostro loadout. Ma che 2 coglioni. Dai, non apre il ma meno male che non sono morto. Scendo lì da te. Mitraglione. Mitraglione. No, questo non è un mitraglione, è come se lo fosse. Mitraglione anch'io. Non è possibile trovare sempre ste armi. Allora io ci riandrei da questi, Dai. Prendi la corda, figlio di una donna. Da quelli dove? Al lobby? Sì, magari ci prendiamo il lobby pure noi. Uno a terra. Niente. C'ho gente pure sotto. Mi hai tirato un bombardamento sopra, questo non lo faccio? Craccato, certo. Vai a cagare. Allora devo prendere il mio loot, speriamo che non c'è. Ecco.
Non è possibile, bro. Speriamo che scioglie st'arma. Levati, levati, levati. Ma che amico di merda, cazzo ti mente davanti alla porta. Prova a salire da loro, Vai. No, cazzo, ho preso lo stimolante. Boh, non sbagliano questi. Dove sono? Sopra qua. Occhio. C'è proprio, meno male che c'è massima allerta. Ratti totale. Dove che sono gli altri? È entrato. Stanno salendo, credo. Non lo so se ti mi ha annientato, no. Tra l'altro questo qui mi ha fottuto pure la kill, l'amico, bastardo. Me lo dà o te l'hai preso? Sì. Marco, bello mio. Come stai, brother? Vabbè, andiamo in safe. Perché ci tocca andare a stadio. Mi fa cagare. No, c'è uno. Speriamo non sia sul tetto perché io sto per salire. Minchia, ma bro, aspetta. Ah no, un flyer. Sì, scende indietro, è lì. E craccano e basta sti assalti, non ce n'è. Aspettami. Qua, sto vedendo solo la situazione. 305 persone comunque è stato. Craccato. E ora finisco i gol. È sempre così. Merda. No, perché ho tirato il coltello, madonna. Poi manco li vedo. Bombardamento, bro. Dai, Terra. mamma mia, è bianco quello lì, ma non muore. A terra uno. Un altro è lì. Vabbè sì, ma dai. È una ciolla. Ma che assalto è, dai. Fanno tutti cagare, non è manco questo che l'assalto che fa schifo. Sono tutti così più o meno. Ancora. No, ma quanti me ne devo fare? Ce n'è un altro qui. Bro, se aspetti lì, proprio essendo dove sei tu, prendo il loot. Scendi. Però resisti qui, tieniti sta zona. Tanto in teoria non ti può più venire nulla, nessuno da lì. Se mi saluti butto un pirito. Ciao Marcuzzo. Oh, mandami il sound su Instagram però del pirito. Io sono curioso. Guarda come mi sta lottando suo figlio di una grande. Da lei mi ha lottato. No, Qua, non ci credo. Tira un po' di piastre. Dove cazzo è il mio assalto? Si è fottuto l'assalto. Facci minchia, l'assalto. Sì, dammi la... Cioè, da minchia, spero che crepa questo. Prenditi questo. Non ho manco colpi mitraglietta. Cioè, tutto mi ha... Colpi mitraglietta ne hai? Mi sì, mirano dall'altro lato pure. Sì, ce n'è uno sul tetto. Cioè, è un team. Cioè,
Tu guarda, questo qui si fotte l'assalto mio. Vabbè, sai che faceva cagare, mentre provo sto M4 a questo punto. Da me, bro. Sopra, Occhio, mi piastra un attimo. Flyer lì. Mamma mia, velocità dei proiettili, pazzesco. L'hai fatto? No. Andiamo da quest'altro lato, bro. Comunque sopra di noi c'è gente, se riuscissi... Io sono sul tetto, Cazzo, sei salito sul tetto. Da fuori c'è una fune. E sei la fune. No, non ci credo, mi stanno Il cecchinando. problema sono... E sono senza piastre. sono dall'altro... Merda, ma sono in 2 col cecchino, bro. Bro, non posso fare niente, sono pure senza piastre. Dovrei andare allo shop. Perché con quei cecchini dal cazzo là... Minchia. Ti giuro che sto giro non so come minchia muovermi. E uno è là. Io ho quasi finito i No, ho colpi. sbagliato. Vabbè, ste. Ci hanno pushato? No, mi hanno cecchinato in 2. Come cazzo faccio a venire lì? Se mi butto siamo morto. Prendi la corda dietro se riesci. Vediamoci, bro. No, mi hanno confermato. Merda. Avevo il bengala comunque. Allora aspetta, prova a salire. Ah, No, mi ti ha hanno arrestato arrestato. l'amico apposta. Ah, Perché devo andare lì per forza, che devo prendermi le armi. perché non sale? Dai, sali, porca madonna. Fanculo. Cioè, pazzesco. C'è gente ovunque? Ma ovvio. Ah, hai rotto i coglioni di fottermi tutto Ma questo dai, qui. ma che cazzo è questi? Cecchinano da non si sa neanche dove. Io c'ho il drone bomba, da una parte vorrei usarlo, ma c'è gente da qui, Guarda, ho finito le piastre. Aspetta però. Guarda quelli lì. Sopra di noi? No, giocano con le mine questi. Occhio. Ma dai, c'era pure uno qui. Questo c'ha i soldi per ressare tutti. Se ressa è un Sì, ma king. gli sono morto a fianco, aveva il mio bengala lì, non l'ha preso. Se questo resta è un king. Guarda che muore Comunque, adesso. non so come minchia stanno facendo a giocare questi qui, Non ce l'ha un assalto questo qui. Hai quello che hai fottuto a me. Guardalo. Ma cosa spara? Cosa fai? Adesso lo pushano ed è morto. Lo shop è disattivato, se la deve giocare. Secondo te la vince questo? Secondo me no. Secondo me ci stanno salendo, se non...
Ah no, questo è un genio, questo è un genio. Sì, sì. Vabbè, guarda, non commento loro che erano in 3 in un angolo, ok? Però, Dio mio, non puoi sprecare 27.000 proiettili con uno con lo scudo. Dai. E poi secondo me, bro, sta roba dello scudo dovrebbero toglierla. Cioè, il fatto che se... Magari. Cioè, almeno quando ce l'hai alle spalle, perché è una roba troppo meta. Ma l'hai salutato a Totozzo? Dov'è Totozzo? Totozzo, bello mio, come stai, brother? Scusami. Buonasera, Sly. Un bacio. Affanculo. Secondo me è troppo rotto sta cosa dello scudo. Cioè, non dovrebbe contare. Perché secondo questa teoria, no? Se proprio devono farlo realistico, che uno dice, vabbè, però hai lo scudo dietro e ti protegge giustamente, no? Allora, se è preciso, quando hai il Joker dietro e ti sparano al Joker dovresti esplodere, no? Teoricamente. Cioè, quindi, se quello non funziona, allora non fate funzionare manco lo scudo, perché secondo me è troppo più uno scudo alle spalle così. Ma loro dicono, sì, c'hai lo scudo, non hai un'arma secondaria, però. Ok. Tipo, come rovinare COD, raga. Aggiungono che si possono portare 3 armi. È finita. Tutti useranno 2 armi e lo scudo. Tutti. Ovvio. Ti ho mandato 2 Sarebbe, vecchi video. sarebbe da scemi non usarlo. Infatti la colpa di ogni cosa è sempre di Activision. Lei programma. Lei comanda. Lei se vuole può togliere il male da questo gioco, ma non vuole. Ma io comunque faccio una roba. Mi faccio tutto novembre, raga. Ma Warzone quando è che deve uscire? Il 5 o il 12? Non mi ricordo. Oddio, lapsus. Hai finito di dare idea, Activision ti guarda e prende spunto. È vero. Vero, hai ragione, Fede. Due coglioni. No, ma io comunque, raga, penso di... Vediamo quando esce Warzone 3. Mi faccio un altro paio di live io così su Warzone 2 e poi un attimo mi fermo e reinizio direttamente con Warzone 3, perché io di sto gioco ne ho i coglioni troppo pieni, raga. Troppo pieni. Spero che su Warzone 3, appena la situazione non migliora, raga, io mi informo, devo vedere come trovare le lobby di FK, vi faccio vedere i record italiani come si fanno. Minchia, raga, basta. Io sono stanco, ma veramente stanco di trovare sempre lobby così indecenti. Ti fai quelle 2 ore di partite proprio solo stressanti e basta. Perché poi il divertimento non so dove cazzo è, onestamente. Perché non trovi armi. Se le trovi c'è un camper che le mira. Gente che ti pusha in modi strani. Non puoi giocartela tipo col cecchino così, perché cioè magari ti fai la kill della vita uno come questo e lo cracchi, vedi? Cioè tutto dritto, cioè, ma cioè è un gioco che non funziona, Queste erano tutte kill su Warzone 1. Uno si gasava, ah, colpo de gomma, ma che c'è a dire? A quello è contare. Fai così colpi inutili. I danni non lo so con quale idea le hanno fatti delle armi, ma vabbè. Oh, ma poi te ne fai uno, ti fa l'altro. Boh. Sì, perché i colpi non bastano più per fartene Sono in due. due lì sotto. Ma è arrivato il terzo. Io me ne sono fatti 2 e ora mi fa l'altro. No, porco dio, quanti sono? 4? Ah no, è un altro team.
Minchia, forse mi sono salvato, bro. Ho distratto uno e gli è arrivata una bazzucata in bocca da un altro. Non ci credo, stavo cambiando arma. Poi l'acqua, Dio mio, petrolio, non vedi un cazzo. Guarda, 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 gente ovunque. E un'arma neanche a pagarla. Cioè io non so come sono vivo ancora. Oddio, ma ha preso... Ok, l'altro è in spiaggia. Mamma mia. Traumi. Oddio, bombardamento non segnalato, che culo. Tu ne hai avuto meno? Sì, c'è la mia. Ma dai, ma è una presa per il culo, bro, comunque. Il 6 dicembre esce. Mamma mia, raga, molto probabilmente io a fine novembre smetto. Poi ci vediamo il 6 dicembre con Warzone. Nel frattempo mi faccio solo le registrazioni e i video. Tiro un bombardamento lì, arrivo, io ho solo un mitraglione, ma è un classico. Ma c'è gente sotto di me. Ma il loadout non c'è qui, non c'è una mitraglietta. Esistono le mitragliette qui in questo gioco? No. Lo vedo, trovo solo bazooka, tra l'altro scarica. Oh, MP5, colpo di scena, bro. Andiamo, in teoria c'era gente qua. Possiamo andare a prenderci il lobby. E secondo te il lobby sarà safe, bro? Ma ovvio che no. Però, perché non provarci? Ecco. Va, non ci credo, bro, mi sono... Bro, non mi si alza e suona malissimo, eh. No, mi dissocio. Terra uno. Non entrano, ma che due coglioni. Vabbè, ma dov'era? che cazzo è là sopra, guardalo. Brutto cane. Sei solo. Però questo no, ti giuro che non so come cazzo stava facendo. Non ho No, piastra. adesso c'è quello da palazzone che camperà il nostro lobby. Sì, però se questo non capisce di non morire più al loadout, a me mi spottano di continuo. Adesso è scesa altra gente al lobby. Sì. Sono i due di prima. Ma in teoria sono andati dall'altra parte. Stanno pushando me. C'è una mina a grappolo da qualche parte. Trovata. No, vabbè, give up, sono senza piastre. Trovate. Che culo. Mamma mia, Morfia. Come cazzo si chiama questo qui? Dio mio, ma oltre a prendere il cazzo c'è qualcosa che sa fare? Ormai aspetto novembre, raga. Da dicembre voglio cominciare direttamente con Warzone 3 poi. Sempre se sarà veramente divertente da fare, raga. Perché io un altro anno di così non me lo faccio, raga. Ve lo dico, questo è un gioco che mi ha stufato. Warzone, ve lo dice un fan. Veramente, cioè, io porto solo questo, o meglio portavo. Però è indecente sto gioco come è diventato. Cracca e basta, gli assalti craccano, non fanno altro. Contro chi sto Prigione, fightando? prigione. Cioè che poi c'è due team che fightano a prigione. Ma ho ucciso uno?
on the roof. He's on the roof. Okay. Fatto uno. Porco dio, c'è il gatto che vuole uscire, che mi agola, rompe il cazzo. Craccato uno lì, Molesto. Dai. Aspetta, mi sono fatto uno qua. Porca madonna di un gatto di merda. Perdonami perché sennò veramente che patate. Dio mio, pure il gatto, pure il gatto. Allora. Ah, Dio mio. Minchia, ma io raga non ho più la live di TikTok davanti. Perdonatemi. Una cassa di piedi. No, onestamente Atena buon tonno su TikTok. No, onestamente raga su MV3 ci ho giocato proprio pochissimo, perché purtroppo avendo un altro movimento mi dà fastidio tipo che ci giochi e poi qui ti trovi un po' male, no? Perché sei abituato con quegli altri comandi. Guarda, quello. È Cracco di nuovo, ma non è possibile. Basta Cracco, adesso Cannavacciuolo. Dopo questo è bellissimo. Questa è una perla. È qua sotto. Non è possibile. Li hai visti più avanti? Dove? Dal lato destro. Hai fatto l'errore della stagione. Girou. Ha fatto la storia della stagione. Non ti ho capito, Emes. Dove cazzo sono andati questi, bro? Sono scomparuti. Fightano sempre a prigione. Ma cosa? Ah, il Milan ha perso. Ah, ok. No, no, io no, raga, non seguo il calcio. Un altro è sceso lì, Tra l'altro sto finendo pure i colpi, però. L'hai fatto? Sì, quello sotto là, sì. Ho uno lì. Hittato. C'è bianco, uno sotto qui. Mamma mia, ma sti assalti case può nittare, andare a differenziato. Ora loro a me scioglieranno, ovviamente. Sono tutti dei fenomeni. Non so, sopra di me c'è gente. E c'è pure la safe. Ah, c'è gente ovunque. Ho gente qua a fianco, io. Allora, ne ho fatti 3, ma c'è il quarto. E se facevo il quarto ci sarebbe stato il quinto. Io non rinasco più. Ah, benissimo. No, non l'ho buttato dalla finestra. Ho aperto qua la porta, perché sennò. Morisso il nostro compagno, almeno. Perfetto, però. Lì Niente, hai uno bro. shop. Però mi sa che ti pushano. No. Se dovrei. Quello sul tetto in teoria ha 2 piastre. Dovresti atterrarlo. Questo qui. Ah, ma lui entra. Guarda qua. Ma poi come stanno uniti e poi si lamentano se li dai del ratto. Allora, se vado dietro c'è un team, quindi. L'unica cosa che puoi fare magari avanzi di safe piano piano e quando ti trovi lì vicino allo shop resi. Oppure approfittare ora che fightano tipo. Ma com'è che il tipo è rientrato qua, Morphy? Non lo so. Ora mai più bro. Tira una smoke allo shop.
Bravo, bro. Bravissimo di nuovo. Con le smoke devi un pochino. Ho preso prima l'angolo e poi le scale. Sono morto. Cazzo. Sai che muoio col mio grappolo? Quando ti giochi? Forse quando si sposta la safe, se riesci lo shop, ma dubito. Ecco. Ora che sono craccato, possiamo avanzare. Non c'è una piastra, pazzesco. Bella la safe così. Lì è il mondo. Sul ponte c'è già uno. Ma avevo l'arma scarica. Non ci ho fatto caso. Se mi dicevi scendavamo insieme, no? Lo so, Pelorus hai ragione, non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto caso. Dai, non ci credo. Basta, raga. Io vado a cagare. Signori, Dark Grey, buon tonno. L'ultima live di Warzone quando la fai? No, comunque fine novembre, raga. Cioè, l'ultimo giorno di novembre è l'ultima live che faccio su Warzone 2. Poi ci vediamo direttamente con il 3. Signori, io per oggi vi saluto perché per me è ingiocabile, mi sono già rotto il cazzo. Lo so, Ottima bro, scelta, però bro. mentre sei lì, Ottima capito, non hai la scelta. chat. Non hai la chat davanti. Comunque ringrazio Francitech su TikTok e anche Asa Daniel per le donazioni, ragazzuoli. Vi ringrazio a tutti voi su YouTube per la compagnia nonostante tutto. E niente, signori, io vi mando una buonanotte. Ci vediamo domani in live. Nel frattempo saluto TikTok. Ciao TikTok, buonanotte per me. Ma che spaccare, Carmelo, ma che spaccare. Chiudiamo TikTok. Ok, signori, ci vediamo domani alle 21:30. Sempre più brevi le live su Warzone, raga. Tanto mi sta sui coglioni. Niente, buonanotte Fede, notte a tutti ragazzuoli. Notte Dark Grey. E niente, notte, notte ragazzi.